Cosa volevi dirmi? Ok, allora parto io. Sono innamorata. Ma dai, anch'io mi sono innamorato. E di chi sei innamorata? Facciamo casino anche senza mascherina. Allora facciamo così, visto che dobbiamo dirci la stessa cosa, diciamo una parola a testa. Comincia tu. Io? Sono Innamorata? di Matteo? Scusa, come hai detto? Sì, io sono innamorato di Teresa Finestra, un'attrice, una modella molto brava. E tu sei innamorata di Matteo, hai detto? Sì, e sono così felice di averlo detto a qualcuno. Non avevo proprio il coraggio, sai, ma poi mi sono detta: oh, Ginevrina, se tu sei felice, perché nasconderlo? Giusto. E poi mi sono anche detta: la prima persona a cui lo devo dire è il mio migliore amico. Ed eccoci qui. Ah, sono così felice. Sì, anch'io sono felice da morire. E da quant'è che va avanti questa cosa? Ci siamo sentiti tanto durante il lockdown, abbiamo parlato tanto. Sì, più o meno come abbiamo fatto io e te. Mi tirava sempre su di morale, era carino, gentile, arguto. Ed è successo. È ovvio quando uno è arguto. Vabbè, Ginevra, io adesso devo andare. Di già, ma io ho ancora un sacco di cose da raccontarti. Mi dispiace, devo proprio. Vabbè, però poi te le racconto un'altra volta, eh. Oh, 1000 volte buonanotte. Pure la citazione di Amleto. Top. Idiota. Ehi là, Luca, so che hai saputo, eh? Hai aggiustato la webcam, vedo. Ah, era ora. Erano mesi che ci provavo, finalmente ci sono riuscito. Parli ancora della webcam? Che sagoma sei. Comunque sono contento che te l'abbia detto, mi stava facendo uscire scemo. Sai, lei ci tiene a queste cose, per me non è così importante. In che senso, scusa? Ma sai, cosa vuoi? Io vado all'università lontano a settembre. Per ora ci divertiamo un po' senza impegno. A me lei non sembrava senza impegno. Certe ragazze non vogliono sentirsi dire le cose come stanno, quindi le dico quello che vuole e poi vedremo. Oh, Matteo, sei proprio arguto. Arguto? Ma parla come mangi, dai. Vabbè, ti saluto. Ciao, grande. Idiota. E io più idiota di lui. Sempre a balbettare. Niente, non sono riuscito a dirle niente. Devo fare qualcosa per non pensarci. Questo è il come parlare. Abbiamo fatto tigre contro tigre insieme. E questo è quello in cui mi sono comportato male e allora lei ha scelto di stare con Matteo. E questo... Aspetta, cos'è questo? Bonus track. Ma che... Serve una password. Per accedere a questo tutorial digita la parola d'ordine di ogni studente paraculo. Ma certo! Prof, io mi giustifico. Sì! Andiamo! Ciao, gringo. Sono Wild Jane Wayne. Se sei arrivato fino a questo tutorial, significa che sei un allievo a cui piace forzare la mano ogni tanto. Sei fortunato, sai? L'esame in presenza avrebbe reso tutto più difficile. Appunti sul cinturino dell'orologio, sull'etichetta dell'acqua, nei calzini. Ma la maturità online spalanca un mondo di possibilità. Ormai vedo Ginevra ovunque. Sono solo 2 le regole da seguire, gringo. Regola numero 1. Post-it, da attaccare al display e alla tastiera. Niente scritte piccolissime, solo parole chiave. È tutto quello che ti serve. Per il resto, studia, che male non fa. Regola numero 2. Anche i bari come noi hanno un codice. Non ricordare la data di nascita di Schopenhauer può capitare, un piccolo post-it non fa danno, ma non esagerare. Io metto sempre un asso di riserva nella manica,
ma mai nell'altra. Certo. Mi raccomando, barare non è la soluzione, è solo un piccolo aiuto. La vita è un tavolo da gioco, gringo, e prima o poi devi fare la tua mossa. Insomma, sei il buono, il brutto o il cattivo. Pensaci su, gringo. Buona fortuna. Scala reale. Beh, io non sono di certo il brutto. Ora so cosa fare. Tigre contro 3 leopardi. Falbala. Luca, che succede? Dovevamo trovarci alle... Sì, lo so. Ginevra, dobbiamo parlare. Grazie, Luca. Io proprio non me lo aspettavo. Ma da quando è che hai imparato a esprimerti così bene? Ma boh, merito dei maturitorial, suppongo. Comunque se Matteo ti fa soffrire io gli spacco il muso, eh. No, dai, scherzo. Insomma, è bello vederti felice. Grazie, davvero. Ora devo andare. Matteo mi sta chiamando. Ah, sì, certo, vai, pure. Ci sentiamo dopo per i compiti. Ciao, Luca. Ciao. Ehi, Ciao. Che ci fai qui? oggi c'è il tuo orale di maturità, figurati se me lo perdo. E Matteo come sta? Mi dispiace. Lascia perdere. I tedeschi bloccarono la fuga degli inglesi nel 1940 a... Dunkirk. Possiamo andare. Maturitorial finisce davvero qui. Ma hai sentito? Non dimenticate, scialli e non tristi. Non siate sussiegosi e solipsisti. L'esame alle porte, pronti a lottare! Ma dai, ma con quella giacca, ma lasciamo stare! La pace interiore vi mostra la strada. Lo dice il mio film, Canguri in Nevada. Se vi impegnerete, non potrà andare male. Beh, certo, un pochino bisogna studiare. Scacciate via ogni pensiero cupo! Maturitorial vi dice in bocca al lupo!